Non usa mezzi termini il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Lasciare il Movimento 5 Stelle è stata una decisione sofferta ma dovuta a far tracimare il vaso già pieno la scelta di far cadere il governo. Io fatto le mie scelte, l'ho trovato assolutamente sbagliato. Il paese ha bisogno di andare avanti con stabilità politica, era una maggioranza molto larga. Io so quanta fatica si faceva per poter stare tutti quanti insieme, ma bisognava ragionare per il bene del paese e continuare a farlo per i prossimi mesi, che sono tra i più difficili in assoluto dal 1946-47 in poi. Saranno mesi impegnativi tra settembre, ottobre e novembre e noi ci andremo con le elezioni. Se diciamo, la classe politica si guarda l'ombelico, questo è un errore e occorre dirlo in tutti i modi e in tutti i luoghi. Si toglie un sassolino dalle scarpe il ministro, che torna anche sulle parole del presidente destro di Confindustria, che spiega come ci sia bisogno di un governo credibile. Il presidente destro ha perfettamente ragione, ha parlato anche appunto di responsabilità e di credibilità. Io non so chi ha mandato a casa il governo Draghi come possa definirsi credibile. Questo era il momento meno opportuno, commenta. Siamo alle prese con le riforme del PNRR che non basta semplicemente il passaggio parlamentare, occorre fare anche decreti legislativi, quelli attuativi. Non è una cosa semplice poter cambiare un paese. Avremo la riforma del civile, la riforma del processo penale, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza, la riforma del fisco, la riforma della giustizia tributaria. Passaggi pazzeschi per il nostro paese che dovevano essere continuati, arrivare fino almeno al prossimo anno e poi alla fine ognuno decideva di fare quello che voleva. È un errore enorme, io lo trovo un errore che pagheranno le prossime generazioni, lo pagherà tutti quegli italiani che questa mattina si sono alzati, i nostri veneti, per andare a lavorare, lo pagheranno gli imprenditori. Non si può, diciamo, accettare una considerazione del genere. Io ho fatto la mia scelta con sofferenza, mi pare sia stato l'unico forse che ha fatto una scelta del genere.